Di nuovo buon pomeriggio, siete tantissimi, grazie per essere qui e scusate il fatto che vi abbiamo fatto sistemare in maniera un po' da sardine, però c'erano tantissime prenotazioni, quindi abbiamo dovuto stringere per far stare tutti. Allora, siamo pronti per partire con questo secondo appuntamento del pomeriggio, un appuntamento attesissimo, devo dire. Ad accompagnare il nostro ospite in questa chiacchierata sarà Sergia Adamo, docente di letteratura comparata e teoria della letteratura all'Università degli Studi di Trieste e anche redattrice della rivista Out. Il nostro ospite questo pomeriggio è Umberto Galimberti. Li accogliamo con un applauso. Buonasera, benvenuti. Prego, accomodatevi, sì, assolutamente. Allora, come per gli altri incontri, voglio ricordare che ci sarà questa prima parte dedicata appunto al dialogo fra l'intervistatrice e l'intervistato e poi, professore, noi nell'ultima parte di solito lasciamo un po' di spazio al pubblico per le domande, se per lei va bene. Bene, buon ascolto e buona chiacchierata, buon ascolto al pubblico. Diciamo che dipende un po' dalle domande, no? Ma vediamo, insomma. Dunque... Lasciate accesero la luce in sala, perché dopo, se no, mi trovo in una condizione autistica, non vedo le facce. Giusto, infatti, bisogna avere il polso della situazione. Dunque, diamo il benvenuto a Umberto Galimberti in questo festival Dialoghi, qui a Palmanova. Io non credo che Umberto Galimberti abbia bisogno di presentazioni, non è un cliché, un modo di dire, ma ricordiamo che ha insegnato all'Università Ca' Foscari, ha insegnato antropologia culturale, filosofia della storia, psicologia generale e psicologia dinamica, tra i corsi appunto che ha tenuto, è membro ordinario dell'International Association of Analytical Psychology e ha collaborato con testate importanti a livello nazionale. È un intellettuale molto presente nell'attualità, nella contemporaneità, i suoi interventi sono sempre significativi, rilevanti, assertivi, ed è di questo che questa sera parleremo con lui. Ci concede appunto la possibilità di ascoltarlo in una riflessione su un tema che lo ha occupato a lungo e che è un tema cruciale per tutti e per tutte naturalmente. Il nichilismo e i giovani. Dovremmo forse anche definire che cosa intendiamo per nichilismo e anche forse per cosa intendiamo per giovani, ma la serata si svolgerà in questo modo, io gli lascio la parola, lui ci esporrà le sue riflessioni, le condividerà con noi e poi ci sarà un piccolo dialogo tra noi e eventualmente tra voi se ci sarà poi ancora il tempo. Quindi grazie di essere qui, prego. Grazie mille. Allora, il nichilismo, vediamo di capire bene di che cosa stiamo parlando. La cultura cristiana, che è la cultura dell'Occidente, cristiani sono sia credenti, sia gli atei, sia gli agnostici, perché il cristianesimo non è solo una religione, è un inconscio collettivo, è un modo di pensare, è una visione del mondo. Il cristianesimo ha istituito una sorta di concezione del tempo caratterizzato da 3 estasi, che sono il passato, il presente e il futuro. Il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Perché il cristianesimo ha dato al tempo un disegno, e quando il tempo è iscritto in un disegno diventa storia. I greci non avevano nessun disegno del tempo. Per loro il tempo era un ciclo cadenzato sui cicli della natura. Inverno, primavera, estate, autunno e poi il ciclo ricomincia. E le persone anziane che hanno visto tanti cicli potevano insegnare ai giovani che ne avevano visti pochi. Il cristianesimo invece concepisce il tempo in una forma rettilinea,
dove il futuro è privilegiato, perché alla fine dei tempi, in greco eschaton, il tempo cristiano è un tempo eschatologico, eschaton vuol dire la fine, si realizza quello che all'inizio era stato annunciato. Quando il tempo è scritto in un disegno diventa storia. I greci non avevano nessuna storia. Histor è una parola greca, che però non vuol dire storico, vuol dire colui che ha visto. E allora, ad esempio, non so, Erodoto racconta nelle sue storie quello che ha visto, quindi è un cronista. Anche Tucidide incomincia le sue storie dicendo che prima incomincerà le sue storie con la sua nascita, perché prima non ha visto e non ha sentito niente e quindi non sa che cosa dire. Invece il cristianesimo ha istituito un tempo caratterizzato da un disegno di salvezza, per cui il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. La scienza pensa allo stesso modo. Quindi ogni volta che si contrappone la scienza alla religione si parla di increspature, ma niente di varicante. Anche la scienza pensa che il passato sia negativo, ignoranza, il presente ricerca, il futuro progresso, cristianesimo puro. Anche Marx è un grande cristiano. Pensa che il passato sia ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che le nevrosi e i traumi si formano nel passato, nel presente terapia, nel futuro guarigione. Tutto i cristiani in Occidente. Per cui un teologo che io stimo molto, che era Gianni Baget Bozzo, dice: sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? La risposta: no. Sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? La risposta: no. Le due cose sono intimamente connesse. Questo ha determinato questa visione che il futuro è sempre positivo, in tutti gli scenari in cui lo si considera, che sia la religione, sia la sociologia, sia la scienza, sia la psicologia, ha immesso nell'Occidente una sorta di ottimismo, e non è un caso che l'Occidente, senza troppi falsi infingimenti, possiamo considerare la civiltà più avanzata, grazie all'ottimismo immesso dal cristianesimo. Se non che un certo giorno Nietzsche dice: Dio è morto. Dio è morto non sta a significare se Dio esiste o Dio non esiste. Sono problemi che a Nietzsche non interessano. Dio è morto vuol dire che uno muore se prima era vivo, no? E allora, se consideriamo il Medioevo, dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, dove l'arte è arte sacra, e persino le donne sono donne angelo, Dio esiste. Perché se tolgo la parola Dio dal Medioevo non capisco più il Medioevo. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco ancora? La risposta: sì, lo capisco ancora. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro o se togliessi la parola tecnica. Allora Dio è morto, non fa più mondo. Il mondo non accade più come Dio vuole. E la morte di Dio, Nietzsche non la fa annunciare dall'ateo, la fa annunciare dal folle. Quando voi avete la macchina in folle, non andate né avanti né indietro. Il folle giunge a mezzogiorno, in piena luce solare, e il sole era la metafora che Platone utilizzava per indicare il sommo bene, cioè Dio. Giunge in pieno giorno con una lanterna, perché questo sole si sta spegnendo se Dio è morto, e dice: Dio è morto. E quelli che lo ascoltano, che sono i mercanti, perché lui va al mercato a fare questo annuncio,
Dice, ma è emigrato? È scappato? Si è nascosto? No, dice, Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. Noi abbiamo fatto il più grande dei delitti. Dove andiamo adesso noi ora? Chi ci ha dato la spugna per cancellare l'intero orizzonte? Dove andiamo noi ora? Non abbiamo più né un alto né un basso, né una destra né una sinistra. Andiamo precipitando in un infinito nulla. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ecco, andiamo precipitando in un infinito nulla. Dopodiché, giustamente, Nietzsche dice, entriamo nell'età del nichilismo. Il nichilismo non è una teoria filosofica. Il nichilismo è proprio il carattere della nostra età, che si manifestano solo in generale a livello di idee, ma anche nelle cose. Se facciamo riferimento a una delle categorie portanti della nostra cultura che si chiama mercato, il mercato, cosa fa il mercato? Ci prevede come consumatori e produttori. Se si ferma il consumo, non c'è più la produzione. Se si ferma la produzione c'è la disoccupazione produce dei disagi sociali, quando non dei disastri sociali, e allora siamo costretti a un consumo forzato. E come si fa a procedere per un consumo forzato? Si procede attraverso la progressiva distruzione delle cose che abbiamo. Una volta si rompeva il frigorifero, si chiamava il tecnico e ti portava il pezzo di ricambio. Oggi si rompe il frigorifero, arriva il tecnico e ti dice guarda che se aggiungi un po' di soldi te lo compri nuovo e forse vale la pena. Allora si butta via il frigorifero, si prende nuovo. I telefonini che avete in tasca, i computer che avete sul vostro tavolo hanno dentro di sé il principio dell'autodistruzione. Bisogna distruggere, portare le cose al nulla nel tempo più rapido possibile. Questo è nichilismo. E Gunther Anders, che considera questa situazione, dice se trattiamo la terra come una terra di rifiuti, all'epoca mia non c'erano i rifiuti, non so come mai, ma non c'erano rifiuti. Adesso addirittura c'è la tassa sui rifiuti, tante ce ne sono, no? Che sono tutte le cose scartate e portate al nulla. Ma ripeto, la data di scadenza non ce ne hanno solo gli alimentari, ma tutte le cose. Chi tratta il mondo come un mondo da buttare via, dice Gunther Anders, finirà per trattare l'umanità stessa come un'umanità da buttare via. E ci siamo già arrivati anche in questo. Quindi il nichilismo non è solo una teoria filosofica, è una pratica di comportamento collettivo. Che cos'è il nichilismo? Nietzsche usa 3 definizioni molto pesanti. Manca lo scopo. Scopo riguardo il futuro. Manca lo scopo, perché il futuro non è una promessa. Ormai è diventata una minaccia. Io non so se è una minaccia, certamente imprevedibile. E allora la seconda battuta di Nietzsche, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare, perché devo lavorare, perché devo studiare, e al limite perché devo stare al mondo? Perché noi nella vita non andiamo avanti perché qualcuno ci spinge, andiamo avanti perché qualcosa ci attrae. Ma se il futuro, che dovrebbe essere la cosa che attrae, non attrae, o perché è imprevedibile o perché è visto come minaccioso, è chiaro che cade anche tutta la motivazione, compresa quella di stare al mondo. E guardate che sono tanti gli studenti che si suicidano, non sono 4 o 5, no, con qualche zero vicino. Terza battuta, tutti i valori si svalutano. Io a proposito di questa terza battuta non la credo molto interessante, perché i valori non sono delle entità metafisiche che scendono dal cielo e organizzano la società. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene i più idonei a ridurre la conflittualità. Prima della Rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici,
dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza, almeno formale, sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. Quindi quando si dice non ci sono più i valori del mio tempo, meno male, perché se i valori non mutassero sarebbe ancora l'età dei babilonesi. I valori. Ma le prime due battute sono tremende. Il futuro non è una promessa, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Queste domande i giovani se le pongono quotidianamente, i giovani. E voi, genitori, non dite ai giovani ai miei tempi, perché i vostri tempi erano molto più fortunati del loro. Io ricordo biograficamente che l'ultimo anno di filosofia, il quarto anno di filosofia, prima ancora di laurearmi, ho fatto una supplenza di un anno in prima, seconda, terza liceo, perché era in maternità una professoressa, una maternità a rischio. Perché hanno preso uno studente? Perché non c'erano filosofi, quindi il futuro era lì ad aspettarmi. Ma oggi, se uno si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Potrà fare tante altre belle cose, ma non insegnerà mai filosofia. Quindi non dite ai miei tempi. I nostri tempi erano molto fortunati. Adesso non è più così. Bene, se avete capito che cos'è il nichilismo, la mancanza del futuro. Anzi, io sono abbastanza persuaso che i ragazzi oggi bevono e bevono tanto, si drogano, ma mio figlio no, insomma dagli un'occhiata. Perché secondo me? Non tanto perché alcol e droga danno un piacere, non lo so, io non le ho mai provate, ma non perché sono virtuoso, ma perché non sono nato nell'epoca giusta per provarle. Io penso che loro le assumano come un anestetico. Si anestetizzano dall'angoscia che provano se sporgono lo sguardo sul futuro. E allora vivono 24 ore su 24 in presa diretta, in un presente assoluto, con scarsissime prospettive davanti a loro. In questo senso i giovani oggi stanno male. Ma come vengono al mondo questi giovani? Chi è che li educa? Chi è che li cura? Chi è che li forma? Le due istituzioni di fondo nella formazione di un bambino, di un adolescente, di un giovane, si chiamano famiglia e scuola, che sono due strutture disastrate, ma strutturalmente disastrate. Ad esempio, ci racconta Freud che nei primi 3 anni di vita, i bambini, no, nei primi 6 anni di vita, dice Freud, nei primi 6 anni di vita si formano definitivamente. Guardate che ci sono degli aggettivi, che sono degli avverbi, che sono importanti. Definitivamente non vuol dire che dopo si può recuperare, no, definitivamente le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive cosa significa? Significa il modo di conoscere. Il bambino non è che sa tante cose, ma la modalità con cui conosce la acquisisce in quei primi 6 anni di vita. Mappe emotive misurano come sente il mondo, che risonanza emotiva gli producono gli stimoli del mondo. Il bambino li fa vedere queste mappe emotive, queste mappe cognitive, come? Quando la sera torna a casa la mamma, il papà c'è o non c'è, e il bambino fa vedere alla mamma i disegni che ha pitturato, i suoi scarabocchi, i colori che ha usato. Da lì si potrebbe individuare la modalità con cui conosce, la modalità con cui risponde alle sollecitazioni del mondo. Ma la mamma, giustamente, io la giustifico. Siccome una famiglia non sta in piedi se non si lavora in 2, quando lei torna, siccome le donne hanno un lavoro doppio, lavoro, famiglia, accudimento dei bambini, bene, cosa gli risponde? Sì, adesso non ho tempo, te li guardo domani. Domani vuol dire mai. E il bambino riceve la prima frustrazione in un momento in cui sta costruendo la sua identità. E qui mettiamo un punto fermo. Noi non abbiamo un'identità perché siamo nati.
L'identità è un dono sociale. L'identità dipende dal riconoscimento che riceviamo nel corso della nostra vita. Se una mamma al suo bambino dice sei bravo, ma non glielo dice a caso, glielo dice perché guarda quello che sta facendo, e la maestra dice la stessa cosa, il bambino ha la possibilità di crescere con un'identità positiva. Se gli dice sei un cretino e poi glielo riconferma la maestra, ha la possibilità di crescere con un'identità negativa. L'identità è un dono sociale. Aristotele dice che se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. Perché? Perché senza gli altri la sua identità non si costituisce perché non ha riconoscimenti o misconoscimenti. Anche un adulto quando va a lavorare, se gli fanno un avanzamento di carriera, ha un incremento di identità. Se gli fanno il mobbing, ha un decremento della sua identità, una demotivazione, una depressione e al limite un gesto estremo. Mettiamocelo in mente che l'identità ce la costruiscono gli altri. Questi greci lo sapevano perché i greci sono il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra. E loro chiamano la persona, che noi latini, persona vuol dire maschera, ma l'etimologia è per sé unum, perché il cristianesimo ci ha insegnato che la cosa più importante è salvare l'anima. Porro unum necessarium est servare animam. E l'anima si salva individualmente. Quindi per il cristianesimo l'individuo viene prima della società. E questo è messo a tema benissimo da Sant'Agostino, il quale dice che lo Stato non deve pensare a creare il bene comune, a questo ci pensa la religione, perché sa che cos'è il bene delle persone, la salvezza dell'anima. Lo Stato deve limitarsi al compito negativo di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. Tant'è che Rousseau, 1500 anni dopo, dice che il cristiano non è un buon cittadino. Lo può essere di fatto ma non di principio, perché quello che a lui importa è la salvezza dell'anima, non il bene della comunità. Dopodiché quando io sento che ci si lamenta dell'individualismo, dell'egoismo, del narcisismo, tutte queste cose non sono altro che il derivato dall'aver messo l'individuo prima della società. Bene, per sé unum, la persona. I greci sapete come si chiama la persona? Prosopos. Pros optis, colui che mi sta davanti agli occhi, è quell'altra la persona, perché dall'altro io ricevo il riconoscimento. E Platone dice, se uno con la parte migliore dell'occhio guarda la parte migliore dell'occhio dell'altro, cioè la pupilla, vede se stesso. È l'altro che ti dà l'identità, non ce l'hai tu da solo. Quindi incominciamo a considerare l'altro, la società, come il fondamento della nostra identità. Altro disastro che si fa quando i bambini sono piccoli, che si parla poco con loro, nel senso che i padri di solito non parlano poco perché si annoiano, quando i bambini sono piccoli. E quindi i bambini parlano solo con la mamma. La mamma cosa fa? A parte che le mamme italiane non generano mai fino in fondo, se li tengono in pancia anche fino a 30 anni le mamme, i propri figli. Ma soprattutto le mamme parlano ai figli in termini fisici. Hai caldo, hai la febbre, stai attento, metti la maglia, copriti, guarda che piove. Ma stiamo scherzando? Ma è una domanda psicologica, tipo sei felice? Che già il bambino comincerebbe a interrogarsi, ma io sono felice o non sono felice? E così potrebbe nascere una discussione, una chiacchierata, qualche cosa di più interessante che mettere la maglia o vedere se c'hai la febbre. Altro disastro che si fa nelle famiglie è che in cambio di tutte le parole mancanti, tutte le parole che non si fanno, che non si dicono, vengono sostituite con i regali. I bambini sono pieni di regali. Regali a Natale, regali a Pasqua, regali quando vanno a scuola e finisce l'anno scolastico, regali quando c'è il compleanno di uno, dell'altro, e siccome in classe sono in 30 volte i regali. Ma siamo pazzi.
Se voi entrate in una stanza di un bambino e vedete che sono pieni di giochi, qual è il risultato di tutta questa operazione? Di affidare l'amore alle cose invece che alle parole? Che si distrugge una macchina che sta nascendo e che è il fondamento della vita, che si chiama desiderio. Perché il desiderio, ce lo insegna Platone, è mancanza. E se io sono pieno di regali e non mi manca niente, non desidero niente. Poi quando i frutti di questa overdose di regali e quindi questa distruzione del desiderio si vede nell'età adolescenziale, quando saltano fuori i frutti delle educazioni mancate, è inutile che i genitori dicano mio figlio non desidera più niente, per lui è tutto indifferente, non ha nessun interesse. Chi è che gli ha distrutti gli interessi? Chi è che non gli ha fatto desiderare le cose? Che per raggiungere bisogna fare qualche cosa, agire, muoversi verso l'oggetto del desiderio e non averlo prima di averlo desiderato. Poi i bambini vanno a scuola, qui succede un altro piccolo disastro. E quando i bambini vanno a scuola elementare, dunque le scuole elementari, diciamolo subito, di tutto l'ordine scolastico, è l'unico dove oltre all'istruzione, istruire significa trasmettere dei contenuti culturali da chi li possiede a chi non li possiede, no? Da maestro a discepolo. Ecco, la nostra scuola, detta bella, chiara e tonda, la scuola italiana istruisce quando ce la fa, ma non educa, in nessun modo. La scuola elementare qualche elemento di educazione ce l'ha. Perché? Perché alla scuola elementare le maestre si occupano non solo di insegnare a leggere e a scrivere, ma si occupano anche di sapere se il bambino è disagiato, se il bambino ha dei problemi in casa, se è un leader o se è un gregario, se è un bullo o se è una persona educata. Cioè si occupano, si parla con le famiglie, addirittura ogni tanto gli si pulisce anche il sedere, perché i bambini del prima elementare se la fanno ancora addosso in certi casi, quando hanno paura, quando tremano, quando in circostanze disagiate. C'è ancora un processo educativo, tant'è che io ho assistito a un congresso internazionale a Venezia 5-6 anni fa, in cui si faceva la classifica di tutti gli ordini scolastici del mondo e la scuola italiana era al 6° posto, 6, quando la prima università era al 187° posto. Mi riferisco a 6 anni fa, magari adesso le cose sono migliorate anche per gli altri ordini scolastici, ma però c'è una bella differenza. Bene, cosa succede in questa età? Che il genitore, per farsi bello davanti al bambino, incomincia a parlare male della maestra, a far vedere che lui ne sa di più di lei, che sforzo. E così il bambino entra in una situazione veramente brutta, perché siccome quando va a scuola accade per la prima volta una differenziazione affettiva. Prima amava solo i genitori, perché da quelli dipendeva. I bambini non amano, sono seduttivi perché hanno bisogno di mangiare, di dormire, di essere protetti. I genitori dicono, come mi vuol bene il mio bambino. Sì, Ecco, prima la sua affettività è rivolta al mondo genitoriale. Poi quando va a scuola c'è un'affettività anche nei confronti della maestra. Affettività vuol dire che può amarla o può odiarla, ma quantomeno è un indirizzo affettivo differenziato. Se il genitore parla male della maestra, il bambino si crea una scissione a livello affettivo. Eugen Bleuler, che è quello che ha battezzato la demenza precoce schizofrenia, e l'ha tutta ben catalogata e descritta, dice che il danno affettivo è uno dei sintomi fondanti della psicosi schizofrenica. Adesso io non dico che i bambini i cui genitori parlano male della maestra diventano schizofrenici, quantomeno incominciano a dire di chi mi devo fidare? Di nessuno dei due. E comincia quindi a scartare l'affettività, non fidarsi dell'affettività. Il termine poi ulteriormente rafforzato, questo non fidarsi dell'affettività, perché oggi non so quanto durano i matrimoni, 5-6 anni, poi tutti divorziano, si separano, un disastro. Insomma. E il bambino cosa dice? L'affettività, 0.
non mi fido dell'affettività. E se non ti fidi dell'affettività, prepari l'autostrada all'infelicità. Questa è la famiglia oggi. Non sto esagerando, oppure se sto esagerando sto semplicemente dicendo una linea di tendenza. Poi ci saranno anche delle buone famiglie, per carità. Però il trend è questo. Poi si va nella scuola media. La scuola media è la più disastrata di tutte. È il settore scolastico più disastroso. Non so perché, ma è così. Probabilmente perché ci sono dei professori che hanno vinto il concorso per insegnare alle scuole superiori, poi non ci sono cattedre, insegnano in quelle inferiori, sono frustrati, non gliene importa niente, non partecipano alla vita di questi ragazzi, non lo so. Però sto riferendomi alla mia esperienza metropolitana, può darsi che qui a Palmanova le cose vadano diversamente, ma la scuola media è un disastro, tenendo conto che la scuola media è il periodo in cui prende avvio l'adolescenza. E quando prende via l'adolescenza? Prende via con la comparsa della sessualità. Già i ragazzi, a partire dalle elementari, la sessualità la conoscono perché il porno è a disposizione dei loro telefonini. Bisogna eliminare i telefonini ai bambini, è perfettamente inutile. Perché se la comunicazione passa attraverso il telefonino, se tu non glielo dai, non è che lo privi di un mezzo tecnico, lo privi della socializzazione. Quindi è tanto inutile. Attraverso i telefonini acquisiscono precocemente rispetto a quando io ero ragazzino la sessualità in tutte le forme, sostanzialmente le più degradate. E comunque ne sanno. Ma cosa vuol dire la comparsa della sessualità? La sessualità non è qualcosa che si aggiunge alla mia precedente visione del mondo. La sessualità mi obbliga a una trasformazione radicale della mia visione del mondo. Per fare un esempio elementare, quando il sole tramonta e il bambino era un bambino, dicevi il sole è andato a nanna. Quando è adolescente e c'è un tramonto, il tramonto diventa un evento romantico, cioè si è caricato di erotica. Ecco cosa vuol dire trasformazione del mondo. E quindi l'adolescenza è un tempo di crisi. Crisi è una parola greca che viene da crino, che vuol dire giudico. Riconsidero, riformulo la mia visione del mondo. Ed è un lavoro complesso. Ci sono due bellissime pagine di Freud del 1909, dove Freud dice che la scuola è intitolato Lettera a un ginnasiale, quindi siamo qua. Freud dice che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano in quella maniera qua. Perché dice che i ragazzi in questa età devono fare una trasformazione psichica e impiegare tantissima energia per fare questa trasformazione psichica, di cui non si rendono neanche conto del lavoro psichico a cui sono sottoposti dall'età per effetto della comparsa della sessualità, per cui dice la scuola non deve essere l'ultima istanza della vita, ma deve essere un gioco di vita. Questo non significa che a scuola si deve giocare, perché un gioco funziona se ci sono delle regole. A scuola devi imparare le regole della vita. E perché deve essere un gioco? Perché se sbagli stai giocando e quindi puoi anche rimediare, ma dopo se sbagli nella vita non stai più giocando e quindi le regole devi impararle lì. Però lui sottolinea questa cosa, che lo sforzo è pazzesco. E già che cito Freud, prima vi ho detto che Freud dice che le mappe cognitive ed emotive si compiono definitivamente entro i 6 anni, le neuroscienze sono diventate più severe, dicono entro i primi 3 anni. Non è che le neuroscienze sono la Bibbia, però consideriamo anche questa cosa. La comparsa della sessualità comporta una crisi. I ragazzi vanno in crisi. Crisi cosa vuol dire? Oscillazione dell'umore, entusiasmi pazzeschi, depressioni profonde, che poi riprendono in altre forme, socializzazione in cui ci cerca di orientarsi
con cariche erotiche che ancora non si sanno ancora come governare, trasformazione del proprio corpo. Questo è più evidente nelle ragazze che nei ragazzi, che creano alle problematiche. Perché vedi, il tuo corpo si trasforma e tu non sai dove metterlo questo corpo, visto che eri abituato ad un altro corpo, con tutte le sollecitazioni della moda e via di seguito. E soprattutto nel mondo femminile c'è quell'enorme conflitto che Schopenhauer individua molto bene tra l'individuo e la specie, perché il corpo di una donna, a differenza di quello del maschio, è un corpo che deve assistere a questo conflitto tra la sua individualità e le esigenze della specie, che si annuncia con il ciclo mestruale, dove una ragazzina vede che il suo corpo va in una direzione che non è la direzione del suo io, e mentre lì a cercare di farsi bella e di costruire un aspetto gradevole e seducente, vede che il suo corpo va in un'altra direzione. Questo conflitto tra specie e individuo, ben sottolineato da Schopenhauer, i greci già lo conoscevano. Non so, prendete una ragazza che mette al mondo un figlio, tanto per capire il conflitto tra io e specie. Per mettere al mondo un figlio, cosa deve assistere? Alla deformazione del suo corpo, che non è la cosa più bella del mondo, al trauma della nascita, che non riguarda solamente il bambino, ma riguarda anche la madre, alla soppressione del suo tempo e del suo spazio, perché il bambino ha bisogno di attenzioni e cure continue, giorno e notte. Magari anche la perdita del lavoro. Con la perdita del lavoro, la perdita della socializzazione. Dal punto di vista dell'economia dell'io è un disastro. Dal punto di vista dell'economia della specie è un guadagno secco. Si capisce questo conflitto. Bene, ecco, questo conflitto la ragazza lo avverte con le mestruazioni, che sì, si può essere tutti oggi, tutti quanti parliamo tranquillamente con i figli. Una volta era un tabù, le musulmane devono mettersi il velo in occasione del primo ciclo mestruale, eccetera, qui invece si parla. Ma non pensate che con la razionalità si risolvono i problemi affettivi e conflittuali, no? Non pensatelo. E questa è anche la ragione per cui le ragazze in quell'età, secondo me, sempre sono più sveglie dei maschi. Anche perché quando c'è un problema ti scattano delle procedure di risolvimento del problema. Se invece il problema non sorge, come nel caso dei maschi che crescono su come le piante, ecco che non c'è uno sviluppo della mente. E non è un caso che le ragazze in quell'età sono molto più intelligenti dei maschi, secondo me anche dopo. No, lo dico tranquillamente perché la donna, mentre l'uomo ha un solo tipo di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica, quella che si viene a insegnare a scuola, leggere e scrivere, quella su cui si misura il quoziente di intelligenza. Niente di interessante. E la donna, oltre all'intelligenza logico-matematica, ha anche un'intelligenza intuitiva, cioè capisce dove va a finire una certa situazione, capisce cosa c'è dietro l'angolo, e ha un'intelligenza sentimentale, perché il sentimento è una facoltà cognitiva, non è solo una cosa che si sente. Se una mamma abbraccia un bambino, il bambino piange, lei sa perché piange, perché lo ama, se lo ama. Sopraggiunge un terzo e dice: cosa c'ha da piangere questo bambino? Dopo cosa succede? Che i maschi che hanno intelligenza logico-matematica non si schiodano da lì perché si vergognano di avere un rapporto con la propria parte femminile che gli potrebbe far acquisire anche un'intelligenza intuitiva e un'intelligenza sentimentale. Ecco, cosa fa? Come una donna parla con l'intelligenza intuitiva, con quella sentimentale, si sente dire dal maschio: ma tu sei pazza, perché fuori esce dalla logica maschile. Io mi sto domandando se i maschi hanno ancora una psiche. Chiusa la parentesi. No, ma non sto facendo un elogio del femminile, ma conosciamolo sto benedetto femminile. Conosciamolo, perché è diverso dal maschile. Tenendo conto che poi tutti quanti siamo maschi e femmine, il transgender che sta venendo fuori adesso, la fluidità che viene fuori adesso,
non è una cosa strana. Siamo tutti maschi e femmine, lo dice la biologia, lo dice la psicologia, oggi viene anche a galla a livello sociologico. Non è che ci si deve spaventare, la natura ci crea in molti modi. Arriviamo poi alle scuole superiori. Le scuole superiori sono un po' meglio delle scuole delle medie inferiori, ma dicevo prima, nella scuola italiana non si educa per ragioni oggettive e per ragioni soggettive. Ragioni oggettive: finché tu hai una classe di 30 studenti non puoi educare. Ma cosa vuol dire educare? Diciamolo bene, bello, chiaro, netto e tondo. Educare vuol dire fare due cose. Primo, individuare le intelligenze dei singoli ragazzi, perché non tutti hanno la stessa intelligenza. L'intelligenza della scuola, abbiamo detto prima, è quella logico-matematica, ma un ragazzo può avere un'intelligenza musicale, può avere un'intelligenza artistica, può avere un'intelligenza linguistica. Dicevamo in macchina con chi mi ha portato da Mestre fin qui, anche un'intelligenza somatica. Un campione di calcio ha un'intelligenza somatica. Un campione sa immediatamente il rapporto distanza-potenza, per quello che riesce a far gol. Quella è un'intelligenza somatica. C'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Allora, se le intelligenze sono tutte diverse, i ragazzi, per arrivare a quella logico-matematica, che è quella che si insegna a scuola, devono partire da quella che hanno. E non è che bisogna scartare quelli che non capiscono subito quella logico-matematica perché ce ne hanno una musicale, per cui i rapporti matematici sono rapporti sonori, per esempio. O uno che ha un'inclinazione artistica, che poi sono dimensioni molto forti, perché quando uno si sente un artista, anche a costo di fare il barbone per tutta la vita, non può prescindere di seguire questa propria intelligenza. Benissimo, allora che cosa succede? Succede che dovrebbero essere individuate queste intelligenze. Lo fa la scuola? No. Lo può fare? No. Perché non lo può fare? Perché con 30 ragazzi non puoi. Ma se ne hai 12 o 15, puoi. E in questa maniera incomincia un processo educativo. Leggete quei libri di Howard Gardner intitolato Forme Mentis oppure Intelligenze Multiple, sono editi da Feltrinelli, ce n'è circa una mezza dozzina. Sarebbe interessante che i professori leggessero questi libri. E lui dice: ma guadagniamo così poco che non possiamo neanche comprare i libri. Sì, vabbè, però la pizza la mangi, no? Quindi non c'è problema. Bon. Andiamo avanti. Poi l'educazione prevede un'altra cosa: seguire i ragazzi nelle loro fasi emotive e sentimentali. E qui arriviamo al nocciolo della cosa. Cosa vuol dire seguire i ragazzi a livello della loro formazione emotiva, in quel periodo in cui l'emotività è potentissima? E giustamente Platone dice: non si apre la mente se prima non hai aperto il cuore, cioè tutta la base affettiva ed emotiva. Del resto tutti quanti noi abbiamo studiato con piacere le materie dei professori che ci affascinavano, abbiamo tralasciato quelle dei professori che ci demotivavano. Cosa vuol dire? Non ci avevano aperto il cuore, cioè non ci avevano seguito in queste fasi. Anche qui, per poterlo fare, ci vogliono classi di 12 ragazzi, non di 30. Ma siccome lo Stato italiano ha sempre pensato che la scuola è un luogo dove si mettono a posto i professori, e non l'ha mai pensata per l'educazione dei ragazzi. Questo va detto chiaro, netto e tondo, senza infingimenti. Bene, i ragazzi vengono a scuola, sempre a partire dalle elementari, e ci sono dei ragazzi che sono rimasti a livello pulsionale. La pulsione istituisce un ragazzo che al limite non ha tanta confidenza col linguaggio, però ha molta confidenza con i suoi gesti. Li chiamiamo bulli. E cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. No, li devi tenere lì il doppio del tempo, perché li devi portare dalla situazione pulsionale, dove agisci su impulso, alla dimensione emotiva. E nella scuola elementare lo puoi ancora fare, ma dopo non lo puoi più fare. Cosa vuol dire portarlo alla dimensione emotiva? Portarlo a percepire
la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che grave non è, avere una risonanza emotiva delle proprie azioni, prima ancora di giudicarle con la mente. Kant dice che il bene e il male potremmo anche non definirli, perché ciascuno li sente, usa il verbo sentire, in tedesco fühlen, naturalmente da sé. Oggi non è più vero che i ragazzi sentono naturalmente da sé la differenza tra insultare un professore, cosa che abbiamo fatto tutti magari non in sua presenza, o prenderlo a calci. Non è vero che sentono davvero la differenza. O tra corteggiare una ragazza e stuprarla. E non sto esagerando, perché quando per ragioni giornalisti mi tocca leggere le risposte di questi ragazzi che fanno queste belle cose ai loro giudici è disarmante. La loro risposta è: ma cosa abbiamo fatto di strano? Cosa abbiamo fatto? Mi ricordo quando sono andato a Tortona a intervistare i ragazzi che gettavano dal carcere, che gettavano i sassi dal cavalcavia, la domanda: ma che cosa avevate in mente di fare? Ah, ma noi giocavamo a bingo. Sì, ho capito, ma bingo sotto c'erano delle macchine, nelle macchine c'erano delle persone. E vabbè, manca la risonanza emotiva. E allora bisogna costruirla, questa risonanza emotiva. Non è che si può passare sopra. A meno di non volere una società da black bloc, oppure da curva nord, oppure da manifestazioni che distruggono le vetrine. E bisogna farlo sto lavoro. E poi bisogna insegnare i sentimenti. Perché i sentimenti non li abbiamo per natura. I sentimenti sono un prodotto culturale. I sentimenti si imparano dalle rispettive culture. Non c'è un sentimento naturale. Naturale è la pulsione. Naturale, già un po' culturalizzata, è l'emozione. Ma il sentimento? No, il sentimento lo impari. Tutti i popoli primitivi, attraverso miti, racconti, narrazioni, avevano insegnato ai membri della tribù la differenza tra sacro e profano, tra puro e impuro, tra totem e tabù. Le nostre nonne, cioè le mie, adesso mi pare che le nonne sono impegnate anche loro a fare il lifting, quindi le mie nonne raccontavano delle storie anche truci, cioè Cappuccetto Rosso, non è una bella favoletta, insomma, perché se noi consideriamo che arriva il cacciatore che taglia la pancia al lupo, dalla pancia del lupo tira fuori la nonna, è roba pesante, insomma, no? Ma come dice giustamente Freud, non esonerate i bambini dalla conoscenza del male, perché quando gli capitano non avranno lo schema interiore per capire cos'è il male. Non esonerateli dalla visione della morte. Se muore un familiare, non mandatelo dalla zia, portatelo al funerale. Fategli vedere la sepoltura. Costruirete in lui uno schema della mortalità elementare. Dopo un'ora che ha visto queste cose, mangerà il gelato tranquillo come prima, ma intanto si è formato un modello dentro di lui. Non insegnateli che è sempre Natale. Non digli che tutto è bello e giusto e buono, perché lo ingannate. Create degli handicapati psichici. Insegnategli anche a conoscere il male e la morte. Lo facciamo? Non lo facciamo? Bene. I greci che sono il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra, questa è la mia ejaculatoria, avevano messo in scena nell'Olimpo tutte le passioni, le emozioni, i sentimenti umani. Zeus era il potere, Atene era l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Apollo la bellezza, Ars l'aggressività, Dioniso la follia. Queste cose le impari. Noi non possiamo ricorrere ai miti per impararle, però abbiamo quel serbatoio grandioso che si chiama letteratura. E la letteratura ti insegna che cos'è il dolore in tutte le sue forme, coniugazioni e declinazioni. Ti insegna che cos'è l'amore in tutte le sue espressioni. Ti insegna cos'è la noia, cos'è l'angoscia, cos'è la speranza, cos'è il coraggio, cos'è l'eroismo, cos'è il suicidio, che cos'è la tragedia, cos'è la disperazione. Queste cose le impari lì. E allora nelle scuole non bisogna riempirle di computer che i ragazzi sanno maneggiare meglio dei professori. Bisogna riempirle di letteratura,
Perché se tu non hai dentro di te lo schema sentimentale, la tua mente non ha conosciuto in tutta la loro articolazione il mondo dei sentimenti, quando ti capita il dolore sei disarmato e non ti resta che la fine del giovane Werther. E giustamente Eschi lo dice, il dolore è un errore della mente, perché la mente non si è armata, non ha conosciuto. No, noi riempiamo le scuole di computer invece. Clifford Stoll, che è quello che ha diffuso il computer negli anni 60 a livello di massa, scrive in un bellissimo libro edito da Garzanti, titolato Storia di un eretico high-tech. Dice, sì, io ho inventato il computer, dice, non posso parlarne male, perché non posso parlare male della mia opera. Se gli industriali pensano di poter, gli imprenditori pensano di poter fare qualche soldo in più con il computer, che ne prendono 1, 2, 3, quanti ne vogliono, ma nella scuola mai. Perché un'ora di computer non sarà equivalente neppure a un quarto d'ora di un maestro frontale, che sia però un maestro. E allora l'intervistatore gli dice, vabbè, però c'è anche la possibilità che degli studenti abbiano dei cattivi maestri, e il computer gli può dare le informazioni che non riceve dai loro maestri. Risposta di Clifford, Stoll, no, i cattivi maestri si cacciano, si prendono quelli buoni. E come si fa a cacciare i cattivi maestri se i maestri sono di ruolo? E allora bisogna abolire il ruolo. È inutile fare discorsi, perché non è possibile che degli insegnanti non siano capaci di insegnare o non abbiano voglia di insegnare e siccome sono di ruolo stiano lì per 40 anni a demotivare gli studenti. Ma mi rendete conto che responsabilità esiste? No, di ruolo. Perché? Perché lo Stato li paga poco, però li paga per tutta la vita. Ma no, non funziona così. E che uno non funzioni lo sanno gli studenti prima di tutto, lo sanno i genitori, lo sanno i colleghi, lo sa il preside. E cosa si può fare? Ma è di ruolo. Provate a dare in un'azienda e uno non sa lavorare, è di ruolo, ha il contratto a tempo indeterminato, a calci nel sedere se non sa fare il suo mestiere. Con gli studenti no, può star lì a fare per 40 anni i disastri. Il ruolo va eliminato. E come si fa a selezionare i professori? Si seleziona sulla base di un concorso, cui si verifica se uno sa la sua materia. Anche qui, non so, ho visto per esempio in un liceo vicino a casa mia, dove per esempio c'era un professore che ha insegnato storia per tutta la vita, poi mancava il professore di greco, gli hanno dato anche l'insegnamento di greco. Ma tra la storia del greco passerà pure qualche differenza, no? Quindi, vabbè, supponiamo che i professori sappiano quello che devono insegnare. Ma per insegnare tu devi avere un'empatia. L'empatia è la capacità di leggere quello che passa nel cuore e nella mente delle persone che hai davanti. Tutti nasciamo con l'empatia, tutti. Gli esperimenti che hanno fatto gli psicologi hanno dimostrato che un bambino nel primo anno di vita, che ancora non distingue la differenza tra sé e il seno della madre, che è un altro corpo, lui lo vive come roba sua, non ha ancora la differenza tra sé e l'altro, bene, quando vede un bambino piangere, piange anche lui, perché quell'altro è come lui, è lui, non ha fatto la distinzione ancora. Quando arriva a 2 anni che la distinzione è avvenuta tra sé e il resto del mondo e vede un bambino che piange, cosa fa? O gli porta dei dolcetti, dei regali per consolarlo, perché è empatico, tutti nasciamo con l'empatia, però possiamo perderla. Quando? Quando una madre, e parlo della madre non perché lei sia colpevole rispetto al padre, perché il padre è sempre quasi sempre fuori gioco. Perché alla fin fine, soprattutto da noi, sono le madri che curano i figli, quindi alla fin fine i disastri li fanno loro, ma non perché sono disastrose, ma perché sono le uniche che si occupano dei figli in tenera età. E cosa fanno? Cosa fa le madri? Se una madre non raccoglie i segnali emotivi del bambino, i vissuti sentimentali del bambino,
il bambino non li sente più, non li prova più. E incomincia due possibili carriere. Una che è quella del depresso. Se i miei stati emotivi non sono raccolti, non li esprimo più. E fa quella strada lì. Oppure si salva in un'altra forma. Se i miei stati emotivi non sono raccolti, non è che lui fa ragionamento, nasce naturalmente il processo, allora investo solo su di me. E qui nascono tutte quella schiera di narcisisti, di cui si innamorano le ragazze perché sono brillanti, allegri, in realtà sono degli handicappati psichici, perché gli manca la relazione con gli altri, l'hanno persa. Ora, queste cose qui sono cose importanti. E se tu, caro professore, non sei empatico perché hai avuto la sfortuna di avere una madre oppure un padre che non ti ha raccolto le tue emozioni e non sei empatico, non lo puoi più rimediare questo processo. Non devi fare il professore. Esattamente come uno alto 1,50 non gli viene in mente di fare il corazziere, alla stessa maniera se uno non è empatico non deve fare il professore. E allora bisogna sottoporre il professore a un test di personalità. O chiunque va al lavoro sostiene un test di personalità. Tutti. Quando i ragazzi alla fine della loro carriera universitaria mandano il loro curriculum là dove pensano di poter essere assunti, sono tutti contenti quando uno gli dice sì, perché per 50 curriculum che hanno mandato nessuno risponde. Quando uno dice venga a fare un colloquio, sono tutti contenti. Ecco, così anche bisogna fare con i professori. Un bel test di personalità, come si usa peraltro nelle scuole dei paesi nordici. Svezia, Norvegia, Danimarca, eccetera. Cosa vuol dire test di personalità? Verifichi se uno ha empatia o no. Se non ce l'ha, mi spiace, lei non può fare il professore. È così. Ecco, cosa succede? Che non solo test di personalità, non so, se uno riceve un colloquio da una casa editrice, si fa un colloquio, il colloquio può essere garbato, simpatico, di solito sono così questi colloqui, se deve assumere cariche alte altro che uno, deve fare una dozzina di colloqui fino ad arrivare al vertice quando ti dicono sì, bene, lei venga. Ecco, ma anche, non so, candidato a una casa editrice, se una casa editrice ha bisogno di assumere un correttore di bozze, cosa verifica nel colloquio? I colloqui sono test di personalità, è inutile andare a pensare che ci conosciamo, come siete carini, eccetera. No, sono test di personalità fatti in modo molto simpatico. Verifica se il candidato è un ossessivo grave, perché se è un ossessivo grave sarà un ottimo correttore di bozze, non gli passa neanche un errore. Questo è un test di personalità, né più né meno. E anche i professori dovrebbero essere sottoposti a un test di personalità. Poi sarebbe interessante che i professori avessero nel loro curriculum anche qualche esame di psicologia dell'età evolutiva. Come fai a stare con i ragazzi che sono in età evolutiva e tu non ne sai un tubo di età evolutiva? E ti rifai solamente la tua esperienza personale che non vale per tutti. Devi sapere cos'è l'età evolutiva, che è un'età faticosa, un'età incerta, un'età complicata. Devi studiare come funziona l'età evolutiva. No, non c'è nel curriculum di un insegnante. Poi i professori dovrebbero anche fare una scuola di teatro prima di essere assunti, perché la cattedra è un palcoscenico. E se tu insegni la Divina Commedia, non dico come Benigno, fra poco, i ragazzi studieranno la Divina Commedia. Se invece ti incarognisci sulla battaglia di Campaldino, nota 31, pagina 52, gli studenti non studieranno mai la Divina Commedia. Sono cose così elementari queste. E però si fa qualcosa? No, non si fa. Perché non si fa? I genitori nelle scuole superiori, via i genitori dalla scuola, via! Perché i ragazzi devono imparare ad affrontare i professori direttamente. Hanno un problema, parlino col professore. E i professori non parlano con i genitori che fanno i protettori dei figli. I genitori non sono interessati alla formazione dei figli, sono interessati solo alla loro promozione, diciamolo chiaro.
E se non sono promossi vanno al TAR. E i professori, per non passare le vacanze in tribunale, cosa fanno? Li promuovono tutti. Addio meritocrazia. Io che studio e tu che non studi è uguale. No. Vedo che battete le mani quando dico via i professori, ma non battete le mani quando dico via il ruolo, perché quella è una garanzia. Professor Galimberti, chiedo scusa, allora ne abbiamo ancora una decina di minuti. No, non parlate, finiamo di fare il discorso. Ok, no. Allora abbiamo ancora 10 minuti prima di fare Posso chiedere una cosa, perché appunto va bene, stata allora per tutti, chiudiamo, no? visto che mancano 10 minuti, perché il tempo è d'oro, anche se si comincia in ritardo. Forse la professoressa Adamo ha una domanda da fare. Forse anche un po' per mitigare, allora, ne abbiamo sentite per tutti e per una tutte, cosa no? Sì. molto importante. Senti, una cosa molto importante. I ragazzi dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della potenza biologica, sono belli e forti. Il motivo velini e cacciatori non è fuori posto, vendono bellezza e forza, cos'altro hanno? Il mercato cosa gli chiede? Quello che hanno. E cosa hanno i giovani? Bellezza e forza, massimo della potenza biologica. Massimo della potenza sessuale, ma non procreativa. Perché tu puoi mettere al mondo dei figli dai 30 anni in poi, se sei riuscito a trovare una casa, se sei riuscito a trovare un lavoro, se sei riuscito ad avere dei soldi per fare un mutuo, prima no. Dopo ci si lamenta che in Italia non nascono più bambini, per forza. Il nostro sistema economico è tale che tu i figli li puoi mettere al mondo solo dopo. Dopodiché nascono i problemi delle fecondazioni omologhe, eterologhe e tutti quei problemi lì. Perché? Perché non si può far mettere al mondo i figli prima. È una potenza sessuale che si esaurisce in se stessa, alla fine diventa anche noiosa, insignificante, senza obiettivo. C'era un filosofo francese cattolico che aveva scritto Paolo VI, il Papa, gli aveva detto che la nostra società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, che sono i giovani, i quali non fanno gli angeli, ma certamente hanno una sessualità finalizzata che non approda mai alla procreazione. Dai 15 ai 30 anni i ragazzi hanno il massimo della potenza ideativa, il massimo della potenza ideativa. Einstein ha trovato la sua formula a 24 anni, non a 60. Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni. Chi ha inventato Google e Apple l'hanno inventati tra i 20 e i 30 anni nei loro garage e hanno trasformato il mondo. Cosa facciamo noi con i giovani dai 15 ai 30 anni? Quando non li facciamo fare le fotocopie, li facciamo fare i lavori a progetti, i lavori in affitto, i lavori a obiettivo, i lavori a tempo indeterminato. La scuola lavoro, la scuola deve essere un luogo di formazione dai 6 anni ai 18 anni. Le competenze le acquisisci dopo. Tutto questo non accade. È una società che fa a meno del settore di sé medesima più forte sessualmente, biologicamente e ideativamente, è una società che va a morire. La nostra è questa. Apriamo gli occhi. Grazie. Mi lasci chiederle solo un paio di cose ancora. Ne abbiamo avute, dico, veramente per tutte, soprattutto per tutte e per tutti, no? Madri italiane hanno già un sacco di sensi di colpa, ma questa sera credo che siano ulteriormente aumentati. Padri assenti. No. Ti sento, vengo vicino. Dicevo che ne abbiamo sentite di tutti i colori per tutti. Forse mi alzo anch'io. No, parla. No, stai tranquilla. No, alla pari. E ne abbiamo sentite per gli insegnanti, tantissime, le famiglie, giustamente, perché la critica è sempre poi nel modo in cui lei la fa, visto che ha suscitato un certo tipo di consenso importante. Però volevo chiederle di aggiungere un elemento, che è quello che lei ha scritto nei libri, che poi troverete qui fuori, e che è una questione importante, che si trova in entrambi i libri, ma che soprattutto riporta al titolo di questo libro che era uscito
nel 2021 in una ennesima edizione da Feltrinelli. L'ospite inquietante, cioè secondo Umberto Galimberti questo nichilismo di cui lui ci ha parlato è un ospite inquietante, e questa frase è una frase heideggeriana, no? È un'espressione heideggeriana. Heidegger dice: il nichilismo non serve a niente metterlo alla porta, perché ovunque già da tempo in modo invisibile esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia. Allora, quello che abbiamo fatto stasera è senz'altro, l'abbiamo guardato più che bene in faccia e ci ha stimolato a guardarlo ancora meglio. Però una cosa interessante è che appunto i giovani ci insegnano a guardarlo in faccia. Questo è il punto, no, di tutto questo discorso. Cioè, che cosa dobbiamo a questi giovani? Ci sono tante cose che non riusciamo a fare, ma quello che possiamo veramente imparare da questa categoria che abbiamo nominato giovani è a guardare in faccia questo ospite inquietante che loro sanno guardare. Questa idea di minaccia del futuro che non c'è, dell'assenza di scopo, è qualcosa con cui i giovani oggi, ma forse anche non solo oggi, sanno confrontarsi, e forse è questo che possiamo aggiungere a quello che ci ha detto. La questione del desiderio l'ha evocata prima, e naturalmente non si tratta soltanto di desiderio che si riferisce a cose materiali. La proliferazione di oggetti, come si diceva prima, inducono questa assenza di desiderio come mancanza, però i desideri che i giovani hanno sono anche di altro tipo, sono desideri appunto di riconoscimento. Ce l'ha detto, no? Ha usato molte volte la parola riconoscimento, che è un altro termine filosofico importante, e questa sera abbiamo visto insomma come lavora Umberto Galimberti. Usa delle nozioni forti della storia della filosofia per leggere il nostro presente anche nei suoi aspetti più quotidiani e spiccioli. Dicevo riconoscimento, ma riconoscimento è anche riconoscimento di desideri di diversità, forse. Lei lo ha accennato prima, ha parlato molto spesso del fatto che appunto c'è una dimensione biologica, ci sono dei destini biologici, però forse oggi uno dei desideri di riconoscimento più forti dei giovani è proprio questo della diversità, no? Di non ridurre il mondo a categorie maschile, femminile, bianco, nero, ma vedere che appunto possiamo essere esseri umani in tanti modi diversi. Forse non lo so, se posso provare a sintetizzare, a dare così una pillola di apertura di possibilità, quello che ci ha detto stasera Umberto Galimberti è questo, che l'ospite inquietante lo dobbiamo guardare in faccia, i giovani ci insegnano a guardarlo in faccia, e che i desideri che i giovani ci mettono davanti forse non sono quelli che noi consideriamo come desideri, ma ci insegnano a riarrangiare questi desideri, a ripensarli. Non lo so, io appunto sono una madre italiana di una figlia di 13 anni, quindi questa sera andrò a casa assolutamente guardando in faccia questo ospite inquietante, però vedo che appunto mia figlia a 13 anni mi insegna che ci possono essere altri desideri, altre possibilità. Non lo so se è questo che possiamo lasciare al pubblico come senso anche ulteriore di questa serata. Sì, dunque la cosa più importante è che gli adulti dovete sapere che dopo 12 anni le parole dei genitori sono parole vane. Quindi dovevate parlare prima per creare quella base abitudinaria che si parla con i genitori. Se non avete parlato prima, scordatevi di poter parlare dopo. I ragazzi poi, io questo libro qui, quell'altro, La parola ai giovani, mi dico: ma perché tutte queste domande le fate a me? Perché La parola ai giovani raccoglie 71 lettere di giovani che mi scrivevano. Perché le fate a me e non ai vostri genitori? Volete sapere la risposta? Perché sappiamo già quello che ci possono dire. Basta, chiuso il discorso. Allora cosa possono fare i genitori? Se prima hanno parlato, si va avanti a parlare. Se prima non avete parlato, purtroppo il figlio l'avete perso. Io non sono tanto ottimista su questi comportamenti, non è che dobbiamo pensare che tutto va bene, non è vero se abbiamo seminato male. Secondo, dovete ascoltarli, ma ascoltarli ci vuole un certo atteggiamento, perché se voi li ascoltate, perché ogni tanto i figli aprono una finestra nel dialogo con i genitori durante l'adolescenza, la devono aprire loro, voi non potete più aprirla, avevate tempo prima e non l'avete usato. Aprono una finestra e voi però dovete mettervi nell'atteggiamento interiore di ascoltarli, non nella formula ti ascolto, però dopo ti dico, basta, lì avete chiuso definitivamente il discorso. Ti ascolto perché tu vivi un altro mondo che io non conosco e io sono curioso del tuo mondo, ma questa curiosità deve essere sincera. Allora i ragazzi ricominciano a parlare. Curiosità che mette ma anche in pericolo. Ma siete capaci di fare così? C'è un pericolo, no? È un rischio. Non siete capaci.
È un rischio, no? Chi se lo vuole prendere? È un rischio. Sì. Però l'ultimissima cosa, perché penso che il nostro tempo sia scaduto, in questo libro appunto che citavo prima, che l'ospite inquietante, come avrete capito, Umberto Galimberti si è occupato a lungo di questi temi, sta riflettendo in varie forme, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista proprio di un dialogo con le lettere, con le testimonianze, dal punto di vista anche appunto di questi dialoghi, di questo tipo di confronto diretto. Però ecco, in questo libro c'è un capitolo finale, che forse è quello su cui potremmo concludere, il segreto della giovinezza. Mi piace questa idea del segreto, perché è proprio quel rischio, quella curiosità di cui parlava adesso, e poi parla di un risveglio della simbolica giovanile, che è in qualche modo qualcosa che va oltre l'età anagrafica. La simbolica giovanile può essere qualcosa che appartiene a tutti e a tutte, è un pericolo, è un rischio. Non si sa come praticarla, ma forse ci congediamo evocando appunto questa possibilità di una simbolica giovanile, di un risveglio e di una curiosità. Beh, la simbolica giovanile sono tutte le configurazioni dalla musica. Quando i ragazzi mettono su la musica in casa, li va lì, abbassali, si dice, no? Dalla musica alla letteratura scarsa che leggono, perché oggi i giovani leggono poco, al massimo quello che sanno lo sanno perché l'hanno visto, l'hanno sentito nelle loro cuffie, non perché l'hanno letto. Ecco, la simbolica giovanile sono la sublimazione dei loro desideri, dei loro bisogni, che di solito si esprime sostanzialmente nella forma musicale. Ecco, qui cosa succede? Siamo in grado di realizzare e di disporci nei confronti dei nostri figli nella modalità indicata da Sant'Agostino, che è un santo che io non amo per niente, perché scrive il De Magistro, come si educano i figli, e poi dopo si è preso minimamente cura di suo figlio Deodato. Comunque, vabbè. Però dice una frase molto interessante, dice «Volo ut sis», voglio che tu sia quello che sei. Quanti sono i genitori che hanno in mente questa frase? Voglio che tu sia quello che sei. Ma quando loro si accostano a noi sanno benissimo quali sono le attese dei genitori. Altro ostacolo alla comunicazione. Tenete conto che loro hanno bisogno di comunicazione, vorrebbero avere comunicazione, ma se voi vi presentate col vostro desiderio, che anche se non lo esprimete però si sente che è quello che voi volete, automaticamente il discorso di nuovo si chiude. È difficile tirare sui giovani, ma la situazione fondamentale è l'ascolto e anche sapere che per 10 anni vi faranno disperare, perché è bene che lo facciano. 10. È necessario che sbattino la porta, è necessario che facciano l'Edipo in casa, perché quelli che non fanno l'Edipo in casa, Edipo vuol dire ammazzare il mondo genitoriale, che è un lavoro difficile di chi è cresciuto amando i genitori, è difficile staccarsi da questa moda, devono farlo con forza, sbattendo anche la porta, perché se non fanno l'Edipo in casa, poi lo fanno con la polizia fuori, perché l'autorità la devono comunque sconfiggere. E voi siete dei martiri in quella fase qui. Le vostre parole contano poco, benissimo, ma il vostro esempio conta molto. Voi potete convincerli solo con l'esempio e la vostra condotta. Quando avete mostrato loro una buona condotta, i ragazzi tornano. Okay. Ci vuole 10 anni, dai 14 ai 22 ai 23 dovete soffrire. Questa è la nostra cultura. Grazie mille Umberto Galimberti, grazie. Grazie ad Umberto Galimberti, a Sergia Adamo che l'ha accompagnato in questa chiacchierata. Allora, io pregherei l'assessore alle pari opportunità e all'istruzione, Simonetta Comand, di raggiungermi. Assessore, c'è un piccolo omaggio. Sì, io volevo naturalmente ringraziare i nostri illustri ospiti e tornerò a casa probabilmente con una consapevolezza che ho un futuro come correttrice di bozze, data
date le mie ossessioni. E nel mentre al mio marito, che è qui presente in sala, ho riferito bene, ho capito che hai un'intelligenza somatica, visto i gol che sei riuscito a fare in gioventù. Questa è dell'ironia, ma credo che il professore e la professoressa possano apprezzare. Volevo aggiungere che da tutto ciò c'è il conforto, perché proprio quest'anno abbiamo proposto alle scuole superiori un percorso teatrale, proprio perché quando noi diciamo, nel caso della lettura, hai imparato a leggere, leggi. Daniel Pennac, come un romanzo, ci ha insegnato che invece i genitori devono leggere insieme ai figli, e quindi noi abbiamo pensato che non è possibile dire al giovane pubblico vai a teatro. Il teatro deve essere passione, deve essere coinvolgimento, deve essere accompagnamento, e quindi per noi la modalità di esplorare il mondo giovanile del professor Galimberti ci fa pensare che stiamo andando come amministrazione pubblica, ed è un orgoglio, nella giusta direzione. Io ringrazio tutti voi che siete stati così celeri a prenotare questo appuntamento. Grazie e confidiamo di rivederci ancora. Grazie. Ecco, questo è l'omaggio da parte del Comune. Noi abbiamo... Sì. Allora, per il professor Galimberti abbiamo anche un cappellino di dialoghi, e invece per la professoressa Adamo abbiamo... Questo è un regalo ecologico, sappia, perché in questi giorni abbiamo parlato molto di ambiente, eccetera. Il nostro direttore artistico ha deciso no fiori recisi ma piantine, in modo tale che poi possiate coltivare. Mi raccomando, ha un po' di pollice verde? Lo affiderò a qualcuno col pollice verde. Vabbè, grazie ancora. Grazie, allora, in uscita, per chi ha piacere, si potrà acquistare i libri di Umberto Galimberti, ci sarà il firmacopie qui nel foyer. Per chi invece preferisce uscire lo potrà fare dalle uscite laterali.